Amici bellini, perdonate il ritardo, ma è un po' il che fare, un po' le cose proprio praticamente, perché si deve andare a fare le interviste, si deve poi aspettare che l'intervista finisce, tutta la live lunga, e poi fare l'editing, eccetera, eccetera. Eccoci qua, ve la godete, potete lasciare dei like preventivi a prescindere, perché ho avuto anche l'opportunità di fare una domanda di mercato, perché del Verona non se ne parla proprio. Vabbè, però... La notizia che praticamente il mood della città, insomma, intorno al Napoli, si parla solo di Ancelotti. E allora, visto che ieri c'è stata una partita incredibile di Champions League, godetevi stralci del mio intervento a calciomercato.it e poi alla fine si gira lo schermo e vi saluto parlando un attimo di Ancelotti. Devo dire una cosa, cominciamovi. Aiutato. Valerio Fluido, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao ragazzi, ciao Fabio, ciao Mirko. Conosci Mirko? Sì, assolutamente sì. Vabbè, di non fama, ci siamo mai incrociati. Sì. Non ci siamo mai incrociati, è un piacere. Come stai Valerio? Da New York, ricordiamo. Molto molto bene, ci sono tante cose da fare e organizzare, ma ci difendiamo. Allora, dato che insomma è una maglietta che ci indica la tua fede, tu sei oltre a questa, è Love New York, stupenda. Questa è la squadra di hockey in realtà. Di hockey, bellissimo. Tu vivi anche il mondo dell'hockey. Alle tue spalle un Forza Napoli, hai la 10 col tuo nome e cognome, dico, sei tifoso del Napoli che vivi a New York, per quale motivo? Fai una presentazione agli amici di Twitch per 10 secondi di chi sei e cosa fai, di cosa ti occupi. Sì, vabbè, io sono tifosissimo, il mio babbo mi portò a vedere Maradona che ero ancora in fasce e sono diventato automaticamente tifoso del Napoli dopo aver visto il gol di Di Canio contro il Milan, quindi torniamo a un Napoli-Milan che ci andò bene. Poi 10 anni fa mi sono trasferito qui a New York per seguire i miei sogni musicali, perché faccio il musicista, e a Napoli era un pochino complicata, diciamo così, e quindi a New York sto facendo... Che genere di musica fai, Valerio? Un po' di tutto, come facevo a Napoli alla fine per sopravvivere, insomma è comunque un lavoro, quindi certo. se mi chiamano a fare delle cose le faccio. Se mi chiedi qual è il mio background, è sicuramente un background più rock. Ma apprezzo tantissimo la musica suonata di qualsiasi genere. Mirko, il rock a Napoli è poco capito? Obiettivamente io da giri per locali che si suona il rock lo sentivo, lo ascoltavo in un locale che purtroppo ha chiuso, si chiama Goodfellas, dove spesso si suonava dal vivo, immagino gli amici Gallino, come no, io ero un frequentatore assiduo. E quindi sì, anch'io ero appassionato di musica dal vivo, era un locale dove spesso andavo a ascoltare con i miei amici, un mio amico batterista spesso suonava lì, e anche a me piace molto la musica suonata, però è vero che qui a Napoli, o meglio non sono a Napoli adesso, però a Napoli è difficile, diciamo, emergere da quel punto di vista. Veramente va bene. Comunque Valerio, 10 anni a New York te la cavi piuttosto bene, perché essere rimasto vuol dire aver comunque costruito un mondo attorno a te di amici, di passioni come la del Napoli. Che ore sono lì a New York adesso? Qui sono le 11:30 del mattino. Vabbè, quindi sei super sveglio. Hai, Valerio, una curiosità per Mirko, una domanda? Mirko, che è grande esperto di mercato, che conosce molto bene Ancelotti, poi sono curioso di sapere la vostra su Carletto Ancelotti, che a Napoli lo abbiamo un po' trattato male obiettivamente, adesso si sta prendendo la sua ennesima rivincita. Come no, però prima di Ancelotti, avendo Mirko qui con noi a disposizione, ne approfitto e chiedo di Oliveira, perché se ne è parlato insomma spesso per il Napoli e adesso i rumors vogliono un inserimento della Juventus in questa trattativa, e quindi siamo un pochino, non dico preoccupati, ma insomma, che si dice? Il Napoli è sul giocatore oppure no? No, il Napoli è sul giocatore da sempre, da un bel po' di tempo. Come ho detto tante volte, a me non risultava che fosse già acquistato, perché il Getafe avrebbe accettato questo, diciamo, accordo pagando. Insomma, se il Napoli avesse versato fra 12 e 15 milioni, più o meno era quella la cifra, lasciandolo in prestito fino a giugno, tutto a posto, a giugno Oliveira sarebbe diventato in automatico del Napoli. Non è stato così, il Napoli non ha fatto questo investimento, attende sviluppi, dovrà prendere necessariamente il terzino sinistro quest'anno per forza,
E non è l'unico nome però sulla lista del Napoli e potrebbero esserci inserimenti importanti. A me piace molto Olivero, è un giocatore che secondo me come Teo Hernandez nel giro di 2 anni, 3 anni triplicherà il suo valore o anche di più, quindi nei panni del Napoli però è facile insomma fare il mercato con i soldi degli altri. Io l'avrei bloccato perché comunque è un investimento che dovrai fare, però ecco magari il Napoli sta valutando anche qualche profilo italiano, si parlava di Parisi per esempio, vedremo, insomma adesso è presto, però dirti che sarà 100% del Napoli no, non l'ho mai detto, e l'inserimento della Juventus non mi sorprende, non mi sorprenderà l'inserimento di tanti altri club, resta il fatto che il Napoli è stata la squadra che si è mostrata per prima, quindi ha un canale preferenziale col club. Intanto vedo che ho poca linea, quindi spero mi sentiate e vi vediate. Valerio, hai detto Sì. ho timore che possa esserci la Juve perché a te piace, hai visto qualche video, hai visto qualche partita, che tipo di terzino è? Sì, mi sono appunto, quando se ne è parlato con insistenza, ho cercato un pochino di highlights e ho visto proprio il tipo di corsa alla Teo Hernandez, tutto mancino, potente quando si inserisce, insomma capace di assist, non ha numeri di gol esagerati, ma noi non chiediamo quello, noi chiediamo che insomma un terzino che possa supportare l'azione d'attacco, anche perché stiamo vedendo proprio in questi giorni una mancanza in questo nell'ultimo Napoli, insomma di supportare un pochino la manovra, di supportare l'attaccante. In questo momento Osimhen è poco, o meglio viene rifornito ma poi resta solo, e quindi mi piaceva l'idea di un terzino che spinga, insomma. Se poi le coperte sono sempre corte e perdi qualcosa in difesa va bene, ma almeno ne guadagni in proposizione, quindi non mi dispiaceva il profilo. Ti piace. Allora, Mirko, nel salutarti, Ancelotti, tu vivi la tua vita tra Napoli e la Spagna. A Napoli Ancelotti non lo abbiamo capito, non lo ha capito la società. Non ci sorprende il fatto che lui possa vincere magari un'altra Champions League. Ci ha sorpreso quello che non è riuscito a fare a Napoli. Ma diciamo che per me semplicemente non si sono trovati il Napoli ed Ancelotti. I discorsi, i paragoni sono secondo me sbagliati, anche stupidi, veramente stupidi, perché il Real Madrid è un'altra galassia, non sta in un altro pianeta, è in un'altra galassia rispetto al Napoli. Ancelotti a Napoli ha fatto una buona prima stagione, la seconda stagione è iniziata malissimo per 1000 motivi, e non si stava più funzionando bene insieme, quindi chi l'ha criticato aggredendo lo personale è ridicolo, lo era all'epoca, non l'ho mai fatto, non l'avrei mai fatto, non lo farei con nessuno, ma chi diceva le idiozie, bollito, non bollito, quelle sono cose stupide, però se dobbiamo dire il Napoli doveva continuare al 100% con Ancelotti, in quel momento le cose non andavano bene, Ancelotti e il Napoli non si trovavano sulla stessa lunghezza d'onda probabilmente, Ancelotti e il Real per me da sempre vivono nello stesso pianeta. Non mi sorprende quello che è accaduto ieri, non mi ha sorpreso quanto bene abbia fatto nella sua prima esperienza madrilena, non è un caso che Florentino l'abbia richiamato, e ogni paragone per me è stupido, perché un conto è allenare il Real Madrid e un altro conto allenare il Napoli. Ancelotti è un allenatore straordinario, lo dice il suo palmarès, non c'è bisogno che lo dica io, però in quel momento lui e il Napoli insomma non stavano funzionando insieme, succede. Non è che sposti un allenatore in automatico, rendi la squadra che viene allenata da quel tecnico forte come le sue precedenti squadre, come quelle successive. Sono paragoni per me, ripeto, stupidi. Ancelotti è un bravissimo gestore di campioni, meno come allenatore, ma lo stesso top rimane se gli dai campioni da gestire. Complimenti a lui. Mirko, nel salutarti, ma è vero che quando c'era Ancelotti Valverde piaceva molto al Napoli? Quante volte è stato vicino al Napoli? È mai stato vicino al Napoli? Perché oggi no, vicino mai, vicino mai, perché andare a comprare dal Real è sempre difficile, il Real non l'ha mai voluto cedere, infatti non l'ha mai ceduto. Piaceva, è uno dei nomi che piaceva, ma non ci fu mai margine di trattativa, insomma è uno dei giocatori su quale il Real puntava e così è stato. Anche lui è di un altro pianeta. Mirko, buon pomeriggio, buon lavoro, grazie. Ciao a voi ragazzi, buon proseguimento. Grazie Mirko Calemme per essere stato con noi. Valerio Ancelotti, io non so se tu lo chiamavi bollito, se ti piaceva, non conosco il tuo punto di vista su di lui. No, non mi sono mai permesso. È chiaro che nel secondo anno io avevo cominciato da poco anche la mia avventura da youtuber, insomma da commentatore, da tifoso, ed ero molto contento del suo arrivo. Mi è piaciuto il primo anno, poi ho notato che
la distanza tra il primo posto e il terzo posto fece un pochino perdere un po' di motivazioni forse ai giocatori, non credo all'allenatore, perché non lo vedo nella sua carriera, non lo vedo uno che non vuole vincere, anzi quelle dichiarazioni del pettinare le bambole ci sono rimaste impresse, e da lì poi si è creata una narrativa assoluta che se il Napoli poi non vince è un fallimento, eccetera eccetera, e purtroppo questo poi ha portato a una deriva anche di quelle che sono le opinioni dei tifosi. Poi l'opinione del social è cattiva, infame, non ti... Tanto perché... chi vede, tutti ci mettono la faccia, no, noi sì, tutti, gli Fabio, altri no. Questo è un mio cavallo di battaglia che ho cominciato dall'inizio. I giocatori specialmente, e poi anche gli allenatori con il loro entourage, loro vedono tutto, stanno costantemente con i telefoni in mano. Bravo. E leggono anche troppo tutto. Aggiungo, anche troppo. Sono d'accordissimo, e a volte fa male, e vediamo che ogni tanto loro non riescono a resistere, poi dipende dai caratteri di ognuno di loro, però poi rispondono e in campo le gambe tremano, insomma i palloni si fanno più pesanti, quindi abbiamo una responsabilità come tifosi, anche singolarmente, di non essere assertivi, trancianti. Se c'è qualcosa che non ci piace è logico dirlo, perché può essere anche da stimolo, però poi dire questo è da Serie C, quest'altro non potrebbe giocare nemmeno in eccellenza, diventa poi offensivo e facciamo del male a noi stessi. È vero. Allora recuperiamo altri messaggi, perché poi prima, Valerio, parlavamo anche di altri argomenti. Poi chiaramente chi ci segue adesso in tempo reale può fare domande sul Napoli, su Ancelotti, su quello che vi va. Altra stagione fallimentare del PSG, squadra da psicanalisi. Se arrivasse Zidane al PSG, fenomeni che potrebbero rimanere, ne dubito, tipo Mbappé che ormai è destinato al Real, ma anche lo stesso Messi. Mirko Calemme ci spiegava che potrebbe ripartire dall'America. Valerio, Insigne, a proposito, io mentre chiacchiero con gli ospiti mi ricordo, tu sei a New York, quanto dista Toronto, il Canada? Quanti chilometri? Non è moltissimo. Non moltissimo. È un bel viaggio, ma si fa. Voglio dire, io mi aspetto... Lo andrai a trovare? Io mi aspetto un Insigne più a New York che a Toronto. Ah, vedi? Fa più caldo. Sì, ma perché a parte il clima che insomma è bello rigido lì, però New York, è vero che Toronto ha una comunità italiana molto molto ampia, però poi se sei lì vicino, io ho idea che Insigne, una delle sue idee sia di avere un punto di riferimento a New York anche abitativo, perché poi pizzerie, la comunità italiana di New York è ancora più vibrante, se vogliamo, e quindi io me lo aspetto dagli amici di Ribalta, il nostro ristorante dove c'è il Club Napoli New York, me lo aspetto comparire all'improvviso, e andrò a trovarlo e a chiedergli un po' di cose. Allora, intanto mentre tu parlavi io sto facendo un calcolo della distanza che c'è tra New York e Toronto. Vediamo un po' se riusciamo. Ecco qua, sono 790 chilometri, che sono tanti chiaramente. Però è come andare da Napoli a Milano più o meno, con l'aereo. Sì, un'oretta stai là. 1 ora e 25 diretto come volo. Vedi, quindi insomma è veramente vicino. Vabbè, ci siamo fatti anche se prendo la macchina e devo andare nel New Jersey, che stiamo qua vicino, comunque ci metto 1 ora e 25, quindi vedi, la distanza è la stessa. E noi qui da Napoli con la tangenziale per andare da Capodimonte a Dagnano anche 1 ora e 25 la mattina, esatto. Quindi non cambia assolutamente nulla. Va bene, Valerio, Insigne però da tifoso del Napoli, poi parliamo anche chiaramente delle altre squadre con te. Ti ha deluso che abbia scelto di ripartire dall'America così giovane? Te lo aspettavi? Lo hai un po' compreso perché magari aveva dato troppo tutto e non voleva deludere il Napoli o non voleva andare in altre società? Che idea hai del capitano degli azzurri? Io ho accettato la sua scelta e l'ho anche condivisa, ma come uomo più che calciatore, perché da napoletano, che in Italia ho fatto delle cose ma non riuscivo ad avere una gratificazione al 100%,
un'esperienza del genere. Lui è ancora giovane, è più giovane di me. Noi a volte pensiamo, insomma, i giocatori sono i nostri eroi, sono i nostri miti, ma tu sei andato prima in America, però è 10 anni fa. Tu sei andato prima di lui 10 anni e però ne tenevo 27, 28. 26. Fa bene Insigne a fare questa esperienza di vita, può imparare una lingua, può mettere delle basi per la sua famiglia importanti. Se i bambini vanno a scuola lì, si apre un mondo completamente diverso per il suo futuro, e quindi bene così. Lo fa senza rischi, perché viene pagato bene ed è giusto che sia così. Quindi io accetto e sposo, anzi condivido la sua scelta di uomo e scelta di vita. Come calciatore mi sembra un arrendersi all'evidenza del non avere richieste altrettanto importanti in Italia o nel resto di Europa. Va bene così, si è fatta una scelta che probabilmente è meno sportiva, ma più per quanto riguarda il suo futuro. Si toglie lo sfizio di essere comunque pagato bene, perché lo merita anche rispetto a quello che ha fatto nell'ultimo anno, che è stata la sua migliore stagione, non solo con Napoli, anche con la nazionale, e va bene così. Dispiace che tutto questo sia stato fatto però a gennaio, dispiace che sia stato fatto con il Napoli ancora in corso. Sì, questo fa fatto male ai tifosi e anche a me, devo dire la verità. Allora, abbiamo un amico dall'America, vedi, quindi siete in due, perché Andrea Tocchini, che credo debba essere un new entry, non lo ricordo, tra i nostri seguaci Twitch, dice: non è molto più freddo qui a Toronto, caro Valerio. Quindi lui è di Toronto e ci scrive che quanti gradi Andrea, quanti gradi Valerio ci sono adesso a New York? Allora, oggi ne vedo 45, che parliamo ovviamente di Fahrenheit, non di Celsius. 45 gradi. Sì, però vedi, è un casino, perché per esempio domani scende a picco e c'è un po' di neve. Che bella Vabbè, sì, però sereno variabile da New York. Esatto. Andrea, facci sapere anche insomma la situazione climatica a Toronto. 11 ore in macchina. Come 11 ore? Gmaps mi diceva 7 ore. Che strada fai, caro Andrea? E poi 1 ora e 30 in aereo. Ci troviamo, d'altronde il cielo quello è, non è che trovi traffico e non ci sono deviazioni. Va bene, Leao superiore a Chiesa. Chi dice il contrario è juventino, sono d'accordo. Valerio, ti piace di più Leao o Chiesa? Chiesa più cazzimma, se la vogliamo dire alla napoletana. Mi sembra più tosto da superare, segue pure gli avversari. Leao ha talento, ha accelerazione, Leao giocoliere. Sì, però ha pure più fisicità. Insomma, sono due bei giocatori, senza dubbio. Allora, oggi qui 4 gradi, va bene, quindi il Canada ricorda più Napoli che New York da questo punto di vista, almeno oggi, perché veramente a Napoli qui fa tanto freddo, tanto traffico alla frontiera, vedi? A Buffalo o a Niagara Falls. Ah, va bene, quindi per questo ci impiegate un po' di tempo in più. Leao tutta la vita, Leao è un futuro top player, va bene, ma d'altronde è bello, ragazzi, poter confrontarsi, ognuno ha le proprie idee. Manu dice: fa bene Insigne ad andare in Canada, ma siamo sicuri? Io al suo posto sarei rimasto in Europa. Sì, ragazzi, però dobbiamo anche ricordare che offerte concrete, chiaramente non con quelle cifre, perché poi offerte concrete, anche magari a 5 milioni, quelli che Insigne chiedeva al Napoli, non sono arrivate per Lorenzo Insigne, che è un ottimo calciatore, che noi adoriamo, noi qui a Napoli, che abbiamo visto crescere, ma evidentemente, dato che poi il campo parla, lui non aveva quel mercato che probabilmente sperava di avere, e quindi poi ha detto 3 milioni a Napoli, o non lo so, 3 milioni in un'altra squadra, molti di più a Toronto, no? E faccio anche una bella esperienza di vita. Poi nulla può impedirgli di rientrare il prossimo anno di nuovo in Italia, e attenzione, perché a volte, Valerio, uno dice: faccio un anno lì, guadagno, ora non ricordo, 13-14 milioni all'anno, poi torno e intanto riparto dopo aver messo da parte un bel tesoretto. Potrebbe essere, o magari si trova benissimo e diventa il nuovo Giovinco, che lì diventò un idolo assoluto, quindi si fa l'esperienza e poi decide, secondo me. Francesco Iucca da Roma, buon pomeriggio. Ciao ragazzi. Buon pomeriggio. Ciao. Tu segui il rock, Francesco? Ti piace il rock? Che musica ascolti? No, io sono un po' più... Che ascolti? Ultimo?
No, ultimo. Che ne so, da Roma, ultimo, è bravissimo, ha riempito l'Olimpico. No, è bravissimo, però Non è il tuo genere. Valerio, tu suoni cosa? Quale strumento? O suoni più strumenti musicali? Sono più strumenti, Vai tu. ma il mio principale è il basso elettrico. Il basso, va bene, insomma, molto, molto, molto bello. Complicato, io suono un po' di chitarra acustica, quindi cioè, il paragone col basso è più difficile del basso. No, tutti sono difficili e tutti sono facili, l'importante è suonarlo bene Avere passione, e cominciare bene, poi dopo risulta tutto più facile. Allora, sì. Valerio, io nel salutarti ti chiedo da tifoso del Napoli se per lo scudetto hai più paura di Milan, Inter e Juve o se ormai hai perso le speranze, quindi punti all'Atalanta a restare in zona Champions. Sì, sono un po' più prudente perché l'andazzo, il trend generale non mi ha convinto, anche se il Napoli stava facendo bene. Però adesso guardo il calendario e il calendario delle prossime 10 sono 10 partite in cui il Napoli ha fatto all'andata 15 punti e sono pochi. Bella questa statistica. Quindi questa è importante. Io sto facendo sempre questo paragone rispetto all'andata per rendermi conto un pochino. Il Napoli ne fa 39 all'andata e deve migliorare quello score se possibile per essere tranquilli per la zona Champions, perché l'Atalanta si potrebbe risvegliare a una partita in meno. Quindi belli tosti, partire già da Verona dove pareggiammo e mettere una vittoria in modo tale che risulta più 2 nel mio percorso rispetto al girone d'andata. Mi fa ridere questo amico. Francesco, ascolta un po'. Ultimo riempie gli stadi ma di ragazze. E che c'è di male? Non ho capito. Se uno va a un concerto, Francesco, se tu vai ad un concerto, speri di trovare qualche ragazza? Sì. Vabbè, ma il concerto ci resta... Insomma, non ho capito il nesso da parte dell'amico Speed Legend Twitch. Non ho capito. Quindi che c'è di male? Vabbè. Allora, io devo salutare Valerio Fluido. È stato un gran piacere, Valerio. Buon lavoro, buona vita lì a New York. Ti ricontatto perché è sempre un piacere parlare di Napoli con te, sperando di farlo magari dopo una bella vittoria, perché abbiamo un po' il morale giù. Ciao, grazie Valerio, mille, alla prossima. Ciao. Grazie Ciao. Valerio Fluido da New York. Francesco Iucca. Allora, amici bellini, bene, ci siamo divertiti, una live leggera, bene, tranquilla, senza grandi patè d'animo. Si è parlato di Insigne, si è parlato di mercato, spero siate soddisfatti. Faccio una chiosa giusto su Ancelotti, perché poi adesso appena Ancelotti fa una cosa... Che stava succedendo ieri? Si aspettava che Ancelotti fallisse contro il PSG per dire bollito eccetera eccetera. Io devo essere onesto nella mia coerenza, così quando ho cominciato a fare il canale era proprio il periodo di Ancelotti e quindi ho visto un Ancelotti che mi soddisfaceva, mi dite nei commenti come si scrive, come si dice, e tanto il primo anno, poi dopo vedo che i giocatori troppo lontani dal primo posto, troppo lontani dal terzo posto, si ammoscia e si ammosciano. Belle cose però poi in Europa, perché belle cose in Europa, un po' come Benitez, no? Perché poi si fanno belle cose in Europa con gli allenatori di un certo livello. E poi ragazzi, il secondo anno è successo di tutto. C'è stato un periodo in cui Ancelotti ho detto: questo sta facendo tutte formazioni diverse, i giocatori hanno bisogno di certezze, e me la sono presa anche io con Ancelotti. Però in retrospettiva dobbiamo dare anche, ho dato anche all'epoca delle responsabilità importanti ai giocatori, e guarda caso quello poi è l'anno in cui succede l'ammutinamento, succede l'impossibile. Allora io con onestà vi dico che secondo me la società, prendendo Ancelotti venendo a Napoli, un progetto c'era di fare una roba importante, però questo progetto passava per forza da una rifondazione da fare, insomma, non troppo potente, insomma, non troppo immediata, però si stava ragionando in questo, e arriva Fabian grazie a Ancelotti, arriva Elmas grazie a Ancelotti, arriva Lozano, vi ricordate tutta la storia di James Rodriguez, e quello non si poteva prendere, era pure mezzo infortunato, quindi meglio così. Però arriva Lozano, allora forse l'idea di non essere troppo insignecentrici, perché poi quella era la situazione
situazione, probabilmente era nei piani di società e allenatore, quindi mano a mano creare una squadra che non fosse troppo dipendente sia di gioco che insomma di spogliatoio da quella cosa là, perché poi si parla pure di Ibrahimovic e invece poi non arriva, eccetera eccetera. Insomma, ci sono delle dinamiche che secondo me vanno affrontate in un certo modo, ma quello riguarda il passato. Io vi chiedo di non pensarci più. Ancelotti faccia le cose dove le deve fare. Al gol di Benzema io ho esultato perché Benzema è vecchio, ricordatevi bene, Benzema è vecchio e che ci pigliamo i vecchi che non segnano. Cioè, voglio dire, non scherziamo proprio con certe dichiarazioni dell'epoca che potete googlare e ve le ritrovate lì. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani ci sarà intervista ad Osimhen da parte della radio ufficiale e già mi aspetto. Ti piace di più la pizza o la frittata di maccheroni? E sicuramente, ma quanta felicità vuoi dare ai tifosi con le tue scorribande? Da New York, Valerio Fluido è tutto, ne parliamo domani. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose. Amici bellini, perdonate il ritardo, ma è un po' il che fare, un po' le cose proprio praticamente, perché si deve andare a fare le interviste, si deve poi aspettare che l'intervista finisce, tutta la live lunga, e poi fare l'editing, eccetera eccetera. Eccoci qua, ve la godete, potete lasciare dei like preventivi a prescindere, perché ho avuto anche l'opportunità di fare una domanda di mercato, perché del Verona non se ne parla proprio, vabbè, però la notizia che praticamente il mood della città, insomma, intorno al Napoli, si parla solo di Ancelotti. E allora, visto che ieri c'è stata una partita incredibile di Champions League, godetevi stralci del mio intervento a calciomercato.it e poi alla fine si gira lo schermo e vi saluto parlando un attimo di Ancelotti. Devo dire una cosa, cominciamovi. Allora, amici bellini, bene, ci siamo divertiti, una live leggera, bene, tranquilla, senza grandi patè d'animo. Si è parlato di Insigne, si è parlato di mercato, spero siate soddisfatti. Faccio una chiosa giusto su Ancelotti, perché poi adesso, appena Ancelotti fa una cosa... Che stava succedendo ieri? Si aspettava che Ancelotti fallisse contro il PSG per dire bollito, eccetera eccetera. Io devo essere onesto nella mia coerenza, così quando ho cominciato a fare il canale era proprio il periodo di Ancelotti e quindi ho visto un Ancelotti che mi soddisfaceva, mi dite nei commenti come si scrive, come si dice, e tanto il primo anno, poi dopo vedo che i giocatori troppo lontani dal primo posto, troppo lontani dal terzo posto, si ammoscia e si ammosciano. Belle cose però poi in Europa, perché belle cose in Europa, un po' come Benitez, no? Perché poi si fanno belle cose in Europa con i allenatori di un certo livello. E poi ragazzi, il secondo anno è successo di tutto. C'è stato un periodo in cui Ancelotti ho detto: questo sta facendo tutte formazioni diverse, i giocatori hanno bisogno di certezze, e me la sono presa anche io con Ancelotti. Però in retrospettiva dobbiamo dare anche, ho dato anche all'epoca delle responsabilità importanti ai giocatori, e guarda caso quello poi è l'anno in cui succede l'ammutinamento, succede l'impossibile. Allora io con onestà vi dico che secondo me la società, prendendo Ancelotti venendo a Napoli, un progetto c'era di fare una roba importante, e però questo progetto passava per forza da una rifondazione da fare, insomma, non troppo potente, insomma, non troppo immediata, però si stava ragionando in questo, e arriva Fabian grazie a Ancelotti, arriva Elmas grazie a Ancelotti, arriva Lozano, vi ricordate tutta la storia di James Rodriguez, e quello non si poteva prendere, era pure mezzo infortunato, quindi meglio così. Però arriva Lozano, allora forse l'idea di non essere troppo insignecentrici, perché poi quella era la situazione, probabilmente era nei piani di società e allenatore, quindi mano a mano creare una squadra che non fosse troppo dipendente sia di gioco che, insomma, di spogliatoio da quella cosa là, perché poi si parla pure di Ibrahimovic e invece poi non arriva, eccetera eccetera. Insomma,
ci sono delle dinamiche che secondo me vanno affrontate in un certo modo, ma quello riguarda il passato. Io vi chiedo di non pensarci più. Ancelotti faccia le cose dove le deve fare. Al gol di Benzema io ho esultato perché Benzema è vecchio, ricordatevi bene, Benzema è vecchio, e che ci pigliamo i vecchi che non segnano. Cioè, voglio dire, non scherziamo proprio con certe dichiarazioni dell'epoca che potete googlare e ve le ritrovate lì. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani ci sarà intervista ad Osimhen da parte della radio ufficiale e già mi aspetto. Ti piace di più la pizza o la frittata di maccheroni? E sicuramente, ma quanta felicità vuoi dare ai tifosi con le tue scorribande? Da New York, Valerio Fluido è tutto, ne parliamo domani.